Trasparente e concreta come il vetro, questo è il motto di Forel, azienda dei Vaglio di Roncade che proprio quest'anno celebra i 50 anni di attività. Ne parliamo con i titolari, venite a scoprirlo con noi. Può raccontarci un po' la storia dell'azienda e la sua evoluzione in questi 50 anni? A raccontarti la storia dell'azienda dei 50 anni è un po' lunga, però secondo me partirei dalla predisposizione delle persone, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Vorrei ricordare una cosa che mi sono sempre portato durante la mia vita. Se fossi un uomo, conquisterei il mondo. Con questo discorso me lo sono sempre portato avanti durante la mia vita. È scattato dentro di me un qualcosa che, dico con fortuna, anche un po' di magico, di trovare o individuare il prodotto. Il vetro mi ha sempre affascinato. Ho avuto la fortuna di lavorare dentro una vetreria a far manutenzione e là ho capito che c'era tanto da fare. Ecco come è nata la Forel, è nata da questi presupposti qua. Qual è la vostra filosofia? La nostra filosofia è dentro qua. Uno ce l'ha in testa perché o fa l'imprenditore per quantità, per ripetitività del prodotto, o fa l'imprenditore perché ha la fortuna o le capacità di capire, individuare cosa può servire nel settore. Questa è stata la mia fortuna. Questi 50 anni è stata una bella università, anche sociale. La concorrenza, quando si è accorto delle nostre capacità, che in Italia la protezione brevettuale a quell'epoca era zero, ma nello stesso tempo è stato uno sprone. E ora, partendo dal discorso iniziale, cosa devo fare? Devo fare qualcosa che gli altri non fanno e di qualità, perché altri spazi non li ho intravisti e ho puntato sulla qualità. Che cosa vi contraddistingue sul mercato e che tipo di servizi offrite ai vostri clienti? Noi siamo una realtà che fa automazione per il mondo del vetro. Molti, anche dei miei amici, ancora pensano che noi tagliamo il vetro. No, noi facciamo automazione, quindi forniamo degli impianti per tutto il mondo per produrre fondamentalmente quello che è il vetro camera, che è il vetro che va i doppi vetri o tripli che vanno nelle finestre. Quello che ci contraddistingue, secondo me, è la nostra capacità di sapere ascoltare le esigenze dei clienti, quindi non fermarci a una soluzione standard, ma cercare sempre di dare le risposte ai clienti, aiutandoli nel loro business e customizzando quelle che sono delle soluzioni per l'automazione del vetro. 2026 significa per voi 50 anni di attività. Che cos'è la Forel Week? Questa settimana sarà una settimana di grandi emozioni. Avremo 150 clienti mercoledì, 150 giovedì. Avremo un momento importante nostro venerdì sera, solo tra dipendenti, tra collaboratori, dove ricordiamo la loro fedeltà, la festeggiamo. E poi sarà un sabato, una festa finale con più di 1500 persone, perché pensiamo, essendo l'azienda legata al territorio, vogliamo festeggiare questo evento con più persone possibili del nostro territorio. E sul territorio cerchiamo di dare un po' il nostro contributo. Sicuramente promuoviamo quelle che sono lo sport, la salute e la cultura. Lo sport con l'atletica Roncade, con lo Jesolo Triathlon e anche altre piccole iniziative come il pattinaggio e il baseball, che è uno sport molto caro a mio papà,
e a realtà diciamo minori che hanno comunque bisogno di una mano per portare avanti le loro attività. La cultura, un progetto piccolo ma molto importante, partecipiamo alla pubblicazione di alcuni libretti distribuiti sulle scuole che affrontano temi importanti come il bullismo, come l'alimentazione, come il rapporto con la natura e anche con gli animali. Non ultimo la salute, perché diamo un aiuto quando possibile all'ospedale di Treviso. Puoi raccontarci un po' Forel in numeri? La Forel in numeri è un'azienda di 270 persone con l'ultimo ampliamento 40.000 metri quadri produttivi, un'azienda che ha una filiale negli Stati Uniti, una in Germania, una in Inghilterra, in crescita continua, che vede un fatturato circa di quasi 75 milioni di euro, con un'attenzione particolare a quelli che sono sicuramente il mercato italiano, europeo, e con una forte attenzione a quello che è il mercato nordamericano.